Luca. Dai Enzo, buongiorno, buongiorno, buongiorno. In una giornata a tratti ventilata diamo il buongiorno a tutti gli amici del Barletta Est. Oggi è il buongiorno della disfida e ci troviamo in questa bella piazzuola a mostrare, a mettere in bella mostra tutte le cose che hanno rappresentato la disfida. E cominciamo, secondo te da dove si poteva cominciare? Ecco, dall'alimentazione. Quindi l'orecchietta, signore, l'orecchietta è una pratica antica allora, che risale ai tempi della disfida? Quindi già mangiavano bene i nostri cavalieri, Ecco, questa si chiama arte, questa è arte. Perfetto. Andiamo via che la signora si sta emozionando. No, a parte l'emozione, ci fa venire la fame. No, non c'è problema. Abbiamo mangiato da poco, abbiamo da poco fatto colazione, lei ci fa venire fame, signora. Ecco, questa bella panetta, bello. Questa bella panetta. Guarda un po', è tutto vero, Sì, è tutto vero, è tutto vero. Bellissimo. E poi, vabbè, l'alimentazione mediterranea. Quindi sfatiamo il discorso che un tempo si mangiava male, un tempo si mangiava bene, come adesso, e forse più di adesso. Ecco, era una panoramica. Dunque, Continuiamo il nostro passeggio ecco alla nostra... Buongiorno. Buongiorno carissimo. Lei è un cavaliere? Certo. Abbiamo Sì, un cavaliere. qua abbiamo una riproduzione d'armi da battaglia. Praticamente le armi che venivano usate nel 1500 proprio dai nostri cavalieri. Dai un'occhiata. Tutte armi, ci sono anche comunque, armi riprodotte a mano. Dal nostro facevano armaiuolo. male, facevano certo, male. Certo, come si può vedere anche La vestitura. le vestiture da difesa. Perché arrivava una freccia oppure un'arma da taglio, non arrivava sulla carne e procurava un minor danno. Quindi siamo nella città della disfida, come tale queste erano le armature di quel tempo. Una bella zoomata qua sopra, lei che è stupenda. Poi là abbiamo, come si può vedere, l'armatura di Lamotte. Ah, questa è la Sì, Motte. sì. Allora C'è lo fai pure scudo, la sì, Lamotte. Mentre dall'altra parte La Motte, ci dispiace per te, vatti da Barletta. Dai, continuiamo, dai. Intanto avremo un buon interlocutore e alle prese non filmare. No, sto inquadrando la l'accampamento. Gentilmente, ecco Lello, questa è un'altra pratica antica, l'arco e la freccia. Ci vuole far vedere qualcosa per favore? Ecco qua. Ciao amore, Irene amore. Guarda. Ehi, fai centro, eh? Vabbè, è un buon punteggio. È un buon punteggio. Enzo, vuoi provare tu? No, grazie. Rischierei di arrivare troppo in alto. Vogliamo ricordare tutti gli amici di Barletta e non, voi siete qui fino a stasera? Sì. Che questo accampamento, questo bello sfoggio di cose antiche riguardanti la disfida, le potete trovare fino a stasera. Quindi approfittate per venire a Barletta e osservare. Dai, continuiamo Lello. Grazie Arciere. Buongiorno signori. Siete su Barletta Est. Armi antiche. Ecco, qui abbiamo il grande Ignazio, che poi Ignazio, dipende tutto da lui, insomma, dalla sua volontà ferrea di proseguire sul discorso della disfida, dove ha puntato tutta la sua vita. Dai, parlaci un pochettino. No Enzo, scusa, c'è il nostro cavaliere, il grande Savio che conosco. Ciao Savio, buona domenica. Ciao. Anche a voi, a tutti. Ragazzi, questa è una cosa importantissima per Barletta, è una rievocazione che noi ormai da oltre 20 anni
portiamo in giro anche in tutta Italia, solo che oggi Barletta la sta svalorizzando. No, mo vedrai che mo vedrai con questo facciamo servizio, le- vedrai abbiamo tanta facciamo- gente, perché molta gente non lo sa. Ma voi avete pubblicizzato questa cosa? È il comune che deve fare. Bravo. Siamo noi che dobbiamo Quindi, noi essendo un gruppo andiamo a fare ciò che si può Che è nel vostro rivivere compito. nell'accampamento. Però il discorso di pubblicizzare dovrebbe essere il comune a pubblicizzare questo, che è un evento importantissimo. Oggi ce l'abbiamo sui testi di storia, quindi oggi e comunque è una cosa importantissima per l'Italia, perché è stata la prima forma di un'unione di esercito italiano, perché prima non c'era un esercito italiano. E poi possiamo dirla una cosa, in tanti anni, Savio, è la prima volta che vediamo un'esposizione del genere. No, in verità l'abbiamo già fatto. E dove? Anche qua. L'abbiamo fatto qualche anno fa, eravamo quasi di fronte alla cattedrale. Più di 5-6 anni. 5-6 anni fa. È pubblicizzata? No, No. no. Era la notte bianca. La notte bianca. Allora la notte bianca dovete sapere non è stata che sempre l'Enza non viene mai presa in considerazione come ora, è solo la revocazione della disfida. Oggi e questo, perché e questo io l'evento da buon parlettano io vi dico grazie, perché se non fosse per voi questa cosa andava nel dimenticatoio. Quindi approfittate, venite a Barletta o agli amici di Barletta, venite qui in questa Siamo piazzola. vicino alla cattedrale cattedrale, e di fronte c'è il castello. la villa, il castello, quindi È un evento venite importantissimo. perché è veramente interessante. Ci saranno dei combattimenti, è vero che Facciamo qualche riproduzione Dai, di Savio, combattimenti portaci in giro un stasera. pochettino. Avete visto tutte Sì, questa è l'armatura, Le armature di ogni cavaliere. questa del mitico Questo Fieramosca. è il mitico Ettore. tutta l'armatura che comprendeva il giro Quindi da collo, quella parte abbiamo la spallino. Mot e qui abbiamo Ettore Fieramosca. Questo è il nostro grande cavaliere. Ok. Tutte le armi che servivano. Ciao Ettore! Qua ci sono forme di Vai Nello. tortura per i prigionieri. Abbiamo la famosa. Si mettevano Ecco, i qui prigionieri vorrei all'interno. Ignazio, se riusciamo. Ignazio! Adesso Ecco, tocca a te, patate, no? no. Perché? Ecco, divento io cameraman. Ignazio, dai, prepara la camera della tortura. Sì, perché abbiamo tutti i cavalieri. abbiamo un personaggio da torturare stamane, dai. Eccolo. Ehi, trattatelo bene però, Trattatelo bene. Portai molto per farmene del barretto, una da faccia tagliata. Bellissimo. Amici, ultimo saluto al nostro Lello. No, aspetta, sto per morire. Ok. Allora, vabbè, evitiamo la diretta, fatelo, ma io mi... Ok, beh, ciao ragazzi, ciao. Grazie. Lello! Beh, Lello non c'è più. Buona morte! Ecco, ritorna al cameraman originale. Vai. Nicola, il funerale mio è stato domani pomeriggio. Poi abbiamo il nostro grande... Dai, Savio. Salutiamo anche il nostro boy, lui diciamo... Diciamo il Porco boia. E di qua ci sono le questo- balestre. Questa è la balestra. Questa è conosciuta. E... È un'arma micidiale questa. Sì, questa proprio... Micidiale, perché Ma comunque è pesante? è abbastanza pesante. Immagina che questo comunque riesce a sfondare un'armatura. Ecco perché erano micidiali. Tu potevi indossare la corazza, potevi indossare quello che voleva, però una freccia di questa riusciva a bucare l'armatura. E poi ci sono le pesanti. Fu inventato dopo che vendevano la corazza, perché poi la corazza non La corazza è la prima forma di protezione, perché comunque dopo questa poi non riusciva... ho più il modo di... Allora, con la corazza E e la si cotta sfondava di... con questi Sì, qua, vero raga? sì. Con la corazza e Questo cotta di sfondava maglia la corazza, vedi? comunque riuscivi a tenere la spada. Invece con una freccia di questa, della balestra, una potenza molto più potente, riusciva a perforare addirittura la corazza. Anche perché il lancio, la pressione È fortissimo. Come si chiama? Come si carica? Ciao Pedro.
questo così, questo morire. Immagina questo. Non Attenzione. passate mai davanti comunque. Eh sì, vabbè, stavamo facendo le prove. È andato. Era più fortunato. Vabbè, ma questa era soltanto una prova, dai. Poi caricaggio. nei casi... Quando chiudete la mano la forza era di più. La potenza della balestra. Prego. Vai Nello. Ecco qua. Ma non è proprio il modello, ma non è il modello originale. Io dico Allora, le balestre non è che hanno... l'arcata era più lunga che almeno le balestre non hanno un modello standard, le balestre sono costruite artigianalmente. scandava forse tu Cristiano tutta la papà. Perché questo tiraggio è in base al tipo lato. Ognuno se lo mette al tiraggio così è questo, immagina. Tirare questo comunque deve avere una potenza e devi riuscire a tirare la corda più potente in modo che si tende di più. Nel momento in cui si tende di più riesce a fare più forza. Vabbè, comunque è ovvio che questa è una riproposizione, però poi non facciamo a tutti i costi È una riproduzione, i meticolosi. certamente. Eccoci. Queste le spade che venivano usate dai cavalieri. E vi posso assicurare che sono pesanti. Bello. Si sente il ferro. Ne avendo! Bellissimo. Ma il retour, scusatelo, scusatelo. Indiano. Scusatelo, è lui, scusatelo. Compagno di tante sventure. Le tende con la riproduzione di ogni scudo di ogni cavaliere. Come immagina, vedi quello scudo che sta là sopra, Albamonte, che sarebbe questo vestito. Sì. Ed è Quindi tu sei cavaliere Albamonte? della Sicilia, Albamonte. Tutti Che poi cavalieri. Abbiamo un altro- spieghiamo. Abbiamo un altro amico. Lei invece che è il suo nome? Carmine. No, del Abbignante, tempo. comunque con i Abbignante. colori Ah, abbignanti. oh, dovete sapere che questa zona in cui ci troviamo, ogni via è dedicata ai cavalieri della disfida, ovviamente agli italiani. Non c'è una via Lamotte, vero? No. E mai ci sarà. Non c'è. A Barletta ormai ci sarà. Può darsi che se andiamo in Francia la riusciamo a trovare. Ma Sicuramente. a Barletta non c'è di sicuro. Ok, quindi Savio, qua dentro un altro accampamento Sono- a cosa servivano? Per prepararvi? Per preparare ogni cavaliere, perché comunque la vestizione del cavaliere, i cavalieri più importanti, avevano lo scudiero ed erano serviti, perché comunque per metterti l'armatura da solo non Ce ne ce la voleva, faresti, ce ne voleva. non ce la faresti perché comunque è pesante e aveva bisogno di essere allacciato, quindi il cavaliere che era comunque uno nobile, uno di valore, si fermava ed era vestito dalla servitù. In Ok, pratica. no, anche perché non poteva stancarsi, doveva affrontare la guerra, Dovevi doveva affrontare affrontare un la sfida. combattimento. Il combattimento, giustamente. Dai, continuiamo, Lello. Quindi va bene, ci vuole come? Ci vuole come? Per qualche riproduzione, qualsiasi una forma di vendita, una forma di sostegno. Di sostegno, diciamo. Buongiorno. La verità. Ecco, verità. Lello, questo mercatino altro non è che una forma di sostegno a tutti gli sforzi che questi ragazzi, catapultati a 515 anni fa, perché la disfida poi si è svolta nel 1503, insomma hanno bisogno di sostegno e grazie a questa mostra Enzo, di... mi pare che ti sei sbagliato. Noi 13, 513. no, 1503, 1503. Ah. 1503. il 13 febbraio. Ah, il 13 febbraio. Stavo in 13 come Stavo in 13. Sì, queste sono comunque riproduzioni che vai a fare
sai, per i bambini, per Sì. avvicinare. L'importante Per è che avvicinare no, non si il fanno bambino, perché- male. No, non sono. È lei. Vabbè, è logico che è sempre... Però, sai, i bambini si avvicinano in questa maniera, perché comunque Siamo la forma del la cavaliere è stata città sempre della visto- disfida, dobbiamo rivendicarla a piene forze sta cosa, non ce lo dobbiamo dimenticare mai. Vogliamo, ecco, qui invece E qui c'è un'arte, altre forme di sostentamento per cacciare, per fare qualsiasi cosa, perché comunque prima c'era la caccia, si viveva con la caccia, quindi allora l'arco diventa in questo senso davvero un'arma utile, perché riusciva a farsi uccidere un animale a una distanza che tu non riusciresti a prenderlo, perché comunque l'animale è sempre più veloce. E poi volevo proprio vedere in quel periodo quanta maestria avevano questi cacciatori, perché poi insomma avevano poche frecce a disposizione, o lo ammazzo o non mangio, un po' questa è l'idea, vero? Per questo Quindi si solo serve per di la caccia, sopravvivere. solo per nutrirsi, solo per il sostentamento alimentare queste qua. Prettamente usato Prettamente. perché comunque il cavaliere usa delle armi personali a persona Che abbiamo non, visto prima. Ok. L'arco per un nobile cavaliere non va bene, perché comunque in pratica andava a sminuire, Lo rimpiccolisce, sì, vero? invece tu usando le armi sai, ti senti più potente e calcoli la potenza tua e ti sembri un grande, mentre con l'arco chiunque poteva anche uccidere un altro avversario a lunga Ok, distanza. ottima spiegazione, ottima definizione. Prego, lei? Quell'altro invece le donne che comunque dovevano Sì, qui ci servire sa- qui per abbiamo forza, ecco, perché comunque dovevi finiamo mangiare. da dove abbiamo cominciato, ok? Ritorniamo alla nostra debolezza, vai. Miguel, Buongiorno, ciao. Questo diventava I importantissimo. spaghetti ai bracioli e cucine. beh, adesso è meno emozionata la nostra chefa. Mamma mia, siamo stati a Sì, fuori a festa. sì, bellissimo. Tutti Chi quanti se lo si scorda. mettono te, marituri, E poi facciamo grossi, mamma mia. Chi sta avvicinando a sé? Ecco, arrivano tutti gli Michele. amici. Siamo in diretta, Michele. Michele Falò è la storia di questa zona praticamente. Qui è nato, qui è cresciuto e qui c'è rimasto, nonostante le tante migrazioni. Cioè, quindi si torna sempre alle radici, vero? Pure se è stato un periodo che me ne facevo da parlare. Hai detto all'inizio. Volevo fare un po' il libero, girare un po' l'Europa. Hai fatto il giro largo, ma poi è tornato da Michele, Barlette? No, Barletta e Aves. Ok, grazie Michele. Finiamola Sì. anche perché Allora, dobbiamo liberarlo che deve lavorare. sì, questo sostentamento è importantissimo per i cavalieri, perché se non mangiavano comunque non riuscivi a d'accordissimo, combattere. anche Questo- perché le armi erano questo è pesanti. il lavoro che sta facendo è importantissimo. Forse è la prima fonte per il sostegno di un cavaliere, il pranzo. e poi ci dobbiamo riappropriare delle vecchie Delle vecchie arti, tradizioni. perché è tutto confezionato adesso. Noi Mi dai un abbiamo chilo di davvero- orecchiette? No, dobbiamo farle Noi, noi. l'Italia è ricchissima di tradizioni. Anche perché la Ricchissima. genuinità di quello che stiamo vedendo non ha eguali. Noi, per quanto riguarda i Firamosca, riportiamo tutto ciò che possiamo, sia in giro per l'Italia e dappertutto, perché comunque dove andiamo portiamo avanti il nome di Barletta, prima di tutto, perché noi siamo i Firamosca e siamo di Barletta, quindi sanno già che a Barletta è venuta questa famosa disfida che ha fatto cominciare a unire l'Italia ed è stata la prima forma per un esercito italiano nel vero senso della parola, perché prima avevamo cavalieri d'avventura. Venivano assoldati da chiunque e combattevano per chiunque. Invece da questa piccola forma di esercito è cominciato a nascere il primo esercito italiano, perché hanno visto che effettivamente cavalieri valorosi in Italia ce n'erano e potevano affrontare chiunque, che si erano stancati del predominio spagnolo, del predominio dei francesi e avevamo... Lello, e vogliamo quasi infine chiudere così. Non andiamo in bosco, ma mi ha avuto a Feramusca, che i francesi su di shit, sciatavi da Barletta. Oh, fateci un bel applauso, dai! Applauso a Enzo, dai. Beh, chiudiamo così, dai. Barletta e E Aves. ciao.